onda Potere al Popolo. Come va? Come va? Ancora il buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, Potere al Popolo, seconda parte di Controinformazione con Sammy Varin, Francesco in regia, naturalmente tutti voi cari ascoltatori, belli caldi ho sentito nella trasmissione di Giulio Cainarca, chi se l'è persa la ritrova poi questa sera in replica dopo le ore 21. Diamo un'occhiata alle ultime notizie. Repubblica apre ancora con il tennis, Sinner soffre ma è in finale a Pechino, subito sotto la diretta con la von der Leyen che dichiara piano di Trump, Unione Europea pronta a contribuire, e il ministro israeliano Smotrich che dice invece finirà in lacrime. La flotilla, naturalmente non si può non nominarla, ormai ogni giorno almeno 2 o 3 volte bisogna dire flotilla, 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 stop alla mediazione perché oggi la flotilla entrerà in zona blocco, ma i Dem dicono subito all'alt noi ci fermiamo, quindi non fanno come alcuni che non si fermano all'alt. Queste le aperture di Repubblica, anche il Corriere su Sinner, e poi economia e società, meno tasse al ceto medio e stipendi più alti, si può fare, cosa c'è nel piano del governo. Sul fronte tasse vi ricordo che domani mattina alle 8:45 avremo ospite il deputato della Lega Alberto Gusmeroli. A proposito sempre di novità in campo economico, è arrivato finalmente il bonus elettrodomestici, è operativo, sconti fino a 200 euro su lavatrici, frigoriferi e congelatori. Le categorie acquistabili devono essere di classe energetica superiore rispetto agli elettrodomestici da rottamare. Casa mia ci vuole poco. La flotilla anche sul Corriere, 1 giorno e mezzo di navigazione, arriveremo a Gaza, ragazzi. Ci batte il cuore, e alcuni media in Israele scrivono di documenti che provano legami della flotilla con Hamas. Noi lo diciamo da settimane. Naturalmente Trump e Netanyahu, i 20 passi per la pace, il punto scomparso, le modifiche sostanziali rispetto alla bozza, il nodo del ritiro. Ma subito ci colleghiamo con il Parlamento, torniamo tra poco. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi. Allora, noi con questo provvedimento intendiamo colpire e colpiamo la gestione criminale di rifiuti, non solo per la Terra dei Fuochi, ma su tutto il territorio nazionale. Ed andiamo a prevedere anche degli strumenti di sostegno alle comunità colpite dai disastri ambientali. Il provvedimento fondamentalmente consta di 3 parti. La prima parte che riguarda un inasprimento delle pene e la creazione di fattispecie di reati. Una seconda parte che va a prevedere dei maggiori controlli, prevedendo la possibilità, come ricordava il collega di Forza Italia prima, dell'uso delle intercettazioni e anche degli agenti sotto copertura. E una terza parte che prevede un fondo di 15 milioni per il primo anno, ma 60 milioni complessivi per le bonifiche e le rimozioni dei rifiuti. Quindi una risposta pragmatica, non con un ambientalismo da salotto, a un problema atavico. Problema atavico che mi piace affrontare da un altro punto di vista, nel senso che quando si parla di Terra dei Fuochi parliamo di una zona a nord di Napoli e a sud di Caserta, e si è parlato di questo termine Terra dei Fuochi nel 2003 per la prima volta in una relazione di Lega Ambiente. Da allora che cosa è successo per un comparto fondamentale del fatturato e del PIL della Campania? Parlo del settore agroalimentare. Miliardi e miliardi di euro di fatturato perso. Il comparto della mozzarella andò in crisi, la grande distribuzione non acquistava più prodotti campani. Ricordo il teschio con le croci delle ossa sui prodotti agroalimentari campani. Ricordo il divieto posto dal Giappone e dalla Corea per acquistare, diciamo, per le importazioni da quei paesi.
Nel 2013 ci fu un sequestro a seguito delle dichiarazioni di un pentito di 40 ettari di terreno, perché voglio dire colpito da rifiuti tossici, e nel 2014 gran parte, chiedo scusa Presidente, se può far abbassare, grazie. Sì, ha ragione. Colleghi, vi sembrerà incredibile, ma quando l'aula è anche meno piena rimbomba ancora di più. Grazie Presidente. Dicevo, nel 2013 e nel 2014 furono gran parte dissequestrati. E che cosa è successo? L'anno scorso c'è stata un'altra sentenza della CEDU alla quale abbiamo dovuto fare riferimento in questo provvedimento, che rischiava di far nascere un'altra volta questo terrorismo ideologico che tanti danni ha prodotto. Allora non lo dico da napoletano, non lo dico da figlio di questa terra, mi limito ai dati in merito alla bontà dei prodotti agricoli prodotti in questa terra. Il RASF, che è il sistema di allerta europeo sugli alimenti, non ha mai segnalato anomalie nei prodotti campani, che la superficie contaminata sia inferiore all'1% di tutto il territorio agricolo della Campania è certificato da ARPAC e Istituto Superiore della Sanità. Il progetto Ecoremed, finanziato dall'Unione Europea, ha confermato che in quasi tutte le aree a rischio non vi era contaminazione. Il progetto Enea Campania trasparente dimostra la stragrande maggioranza dei suoli è sicura. Con questo non voglio dire che non ci sia stato questo problema. E colleghi del PD, grazie Presidente, quando parliamo di terra dei fuochi parliamo di 3 fenomeni: di interramento di rifiuti tossici, di discariche abusive e di roghi. Quindi io non dico che non esiste il problema, anzi, al contrario, attenzione a non farne diventare un business per qualcun altro. Aggiungo che ci sono delle responsabilità, uno per le infiltrazioni criminali, ma 2 problemi fondamentali sui quali mi voglio concentrare: la mala politica e l'assenza di politica. E su questo, da orgogliosamente napoletano e orgogliosamente leghista, che può sembrare un ossimoro per gli incapaci, per le persone in malafede e per gli ignoranti, voglio ricordare che quando questo governo ha vinto, tutto il centro-sinistra diceva: con la Lega al governo il Sud andrà male, al Sud sarà tolto. Piace ricordare che in 2 anni questo governo, questa maggioranza con la Lega al governo, sono stati fatti 4 provvedimenti, 4 decreti legge per la provincia di Napoli: Ischia, Campi Flegrei, Cavano e oggi Terra di Fuochi. Credo che sia una risposta concreta e pratica a chi nel centro-sinistra lamentava il rischio che con il centrodestra al governo ci si dimenticasse del Sud. E parliamo delle responsabilità. Per parlare delle responsabilità di quello che è successo nella Terra dei Fuochi dal 2003, basterebbe, per parlare della responsabilità della sinistra che ha avuto, voglio dire, nella gestione e nell'esplosione di questo fenomeno, basterebbe prendere tutte le citazioni degli amici dei 5 Stelle che dal 2020, negli ultimi 5 anni, hanno fatto a De Luca e a tutta la gestione del PD, perché il PD e la sinistra, nelle varie forme e nelle varie nuance di rosso, ha governato la regione Campania negli ultimi 30 anni e la città di Napoli negli ultimi 50 anni, e ha la capacità di presentarsi ogni volta come una giovane vergine quando si parla di politica. Dal 2003 siamo arrivati, lo dico ai colleghi che non sono napoletani, quando si parla di 4 milioni e mezzo di ecoballe, si parla di 90 campi di calcio pieni di rifiuti, di ecoballe che di eco non hanno niente, alti 30 metri. Immaginate 90 campi di calcio, 30 metri di altezza, tutti pieni di ecoballe e di eco non hanno niente. Nel 2015, lo ricordava prima la collega Fregolent, il governo Renzi stanziò 450 milioni per la gestione, diciamo, dell'emergenza dei rifiuti. Il governatore De Luca disse: in 6 mesi elimino tutte le ecoballe. 5 anni dopo i 4 milioni di ecoballe erano ancora lì.
E dico questo perché è chiaro che bisogna vedere quelle che sono le responsabilità, perché se poi arriviamo a questo, se parlavo prima di Ischia e di Campi Flegrei, dal 2014 il Fondo Sociale Europeo aveva previsto 330 milioni per un piano di prevenzione di rischi idrogeologici in Campania, e probabilmente se l'avessimo speso, invece siamo a tutt'oggi solo al 30% a distanza di 11 anni, probabilmente dei disastri ad Ischia o ai Campi Flegrei l'avremmo potuto evitare. Quindi il problema, possiamo dirlo sì che dei criminali, possiamo dirlo sì che sono degli imprenditori senza cure, ma c'è stata una classe politica che ha gestito la mia terra e non ha gestito questo problema, e nella migliore delle ipotesi si è girata dall'altro lato, e quella classe politica oggi si va a unire con un'altra classe politica, gli amici dei 5 Stelle, il cui candidato governatore in una prima dichiarazione ha detto: la Campania ha un unico termovalorizzatore, lo voglio chiudere. E che facciamo in Campania? Ce li mangiamo i rifiuti? Questa è la scelta loro, e per questo noi votiamo convintamente a favore di questo decreto. Grazie. Qui Parlamento. Sleeping while walking around, but only half this time. I cannot waste my life. Where am I identified? Chained to a flow, I don't feel mine. Running for no purpose in my life, and I just can't take it. I will fly away from the noise around the mess of the town, and I just can't take it. I will fly away, a place where I can hear my voice again. It seems like this life will never change, but if I take a chance, step by step on the way, I will find myself miles away, imagining how life should be. It already happened for me, and I just can't take it. I will fly away from the noise around the mess of the town, and I just can't take it. I will fly away, a place where I can hear my voice again. Ooh, 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 I will fly away, where I hear my voice again. Ooh, 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 I will fly away. I can't take it no more. I can't breathe no more. I can't, oh, I can't take it no more. I can't breathe no more. I can't. I just can't take it. I will fly away from the noise around the mess of the town, and I just can't take it. I will fly away, a place where I can hear my voice again. Ooh, 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 I will fly away, where I hear my voice again. Ooh, 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 I will fly away. Molto raffinata, da ascoltare, da vedere, ma soprattutto da ascoltare in cuffia questo pezzo, questo progetto di Alukandra che si chiama Fly Away. Per saperne di più abbiamo in linea con noi Alukandra. Ciao, buongiorno!
Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, buongiorno. Piacere. Elena o Elena? Elena, ma qui a Lucandra. A Lucandra, signori, per gli amici e per quelli che vogliono scoprire una musica diversa, veramente in cuffia fa un effetto molto particolare perché ci sono dentro degli strumenti antichi, suonatori, bottari, ma anche arpa, mandolino, una fusione di questi pazzeschi strumenti con elementi elettronici. Nel tuo pezzo c'è resilienza, autoaccettazione, insieme a un'estetica simbolica e alchemica. Attenzione, non sto parlando difficile, ma per rendere conto della raffinatezza di questo progetto. Qua mi fermo, a Lucandra ce lo devi spiegare e raccontare perché la gente è curiosa. Chiaro, signori, la prima cosa che dovete fare è cercare sugli store digitali Fly Away di Alucandra o semplicemente su YouTube perché c'è anche un bel video che accompagna il pezzo. Raccontaci. Abbiamo appena sentito la leading track del mio album di esordio Alucandra's World, ovvero Il mondo di Alucandra, che è composto da 7 brani che sono 7 capitoli. State proprio ascoltando un libro sonoro e, come detto prima, noi esploriamo questo mondo e, come in ogni mondo che si rispecchia, abbiamo degli elementi e Fly Away è l'elemento aria, però ovviamente troviamo altre tracce che mimano altri elementi, quindi troveremo l'elemento acqua, l'elemento terra, fuoco, poi 3 capitoli di concetto astratti che sono tempo, potere, amore. E nel brano che abbiamo ascoltato, essendo appunto il capitolo aria, avete ascoltato qualcosa che comunque dovesse rendere l'idea di leggerezza, no? E anche i miei vocalizzi non sono altro che il mimare del volo di un uccellino e di conseguenza, diciamoci, il mio messaggio era comunque un messaggio di speranza, ecco, il volare via e trovare un posto dove possiamo riascoltare la nostra voce ogni qualvolta ci sentiamo schiacciati dai doveri e dalle cose che ci tocca fare in questo mondo così frenetico, cioè viviamo un po' in maniera meccanica, dobbiamo essere sempre performativi e corriamo, ma dove corriamo non lo sappiamo. E allora io invito nel brano a fermarsi e davvero chiedersi questo è quello che voglio, cioè riascoltare il proprio io e trovare un posto dove siamo finalmente in armonia con noi stessi, ecco. Oh, ragazzi, Alucandra per sempre, ma quanto ne abbiamo bisogno di Alucandra nel corso della nostra giornata? Io direi almeno un paio di volte al giorno per riposarvi. Ci vuole, perché è un qualcosa anche che ti rasserena, che dice, beh, forse c'è davvero speranza, forse ce la posso fare almeno a tirare sera, perché di questi tempi è dura anche. No, è proprio questo è il fatto. Molto spesso quando, diciamo, le persone ascoltano il brano proprio ci si identificano perché è una sensazione che viviamo tutti, più o meno tutti, diciamo, in questa epoca storica. Quindi sono contenta se l'arte possa in qualche modo comunque essere di supporto e soprattutto inviare questo messaggio, ovvero che c'è sempre qualcosa che noi possiamo fare per migliorare la nostra condizione. Si parla di piccole azioni, cambiare piccole abitudini, però questi piccoli cambiamenti ci possono davvero migliorare poi a lungo termine la qualità della nostra vita. Quindi prendete un momento per riascoltarvi, ecco, chiedetevi davvero come state, perché spesso le persone magari lo chiedono pure per educazione, ma a loro non importa la risposta, invece a voi deve importare la risposta, cioè di voi stessi, prendetevi sempre cura di voi stessi, ecco. E mi sento già meglio. Allora, io avrei deciso di smettere con l'alcol, sì, perché ogni tanto qualche bottiglietta me la facevo. Ho deciso di smettere di bere. Vedi, ascoltando Alucandra ho già fatto questa promessa. E voi a casa che cosa avete deciso di fare per migliorare la vostra vita? Scherzi a parte, dove hai preso Alucandra questa
questa esperienza, questo avvicinarsi, appunto, dicevo, riferimenti alchemisti, immagini surrealisti, parti da te stessa, ma poi ti allarghi a valori universali. Dove hai preso questa filosofia? Cosa ti ha ispirato in questo senso? In generale sono una persona molto curiosa, quindi diciamo è una cosa che porto naturalmente diciamo avanti come attitudine da bambina, però in realtà ce l'abbiamo un po' tutti questa curiosità, è un po' un modo di agire che poi magari si perde anche l'educazione, perché si ha quasi paura di provare cose nuove perché possono succedere cose brutte, invece in realtà non è così. Quindi si parte da questa curiosità che poi mi permette, no, di creare, ma soprattutto il voler raccontare ciò che si vive. Quindi un artista per poter avere qualcosa da vivere, qualcosa da dire deve vivere. E quindi parte da lì, cioè da tanta vita. Quindi io ho messo proprio insieme tutte le cose che avevo vissuto che pensavo potessero essere utili anche agli altri, ma in realtà un artista quando crea è semplicemente perché ha il desiderio, l'urgenza di creare. Poi è logico, se vivi la tua verità, molte persone poi possono identificarsi nelle cose che scrivi, perché giravolta siamo tutti esseri umani, quindi dalla notte dei tempi i bisogni sono sempre gli stessi, cioè tutti vogliamo sentirci visti, tutti vogliamo sentirci appartenenti ad un gruppo, tutti vogliamo superare le nostre paure, cioè ritornano questi temi e quindi io ho messo il mio punto di vista, no, sulle mie esperienze e finalmente diciamo era il momento, no, di far entrare le persone in questo mondo. E di solito quando scrivo dei brani li scrivo avendo delle immagini molto chiare in testa, per questo mi piace fondere le varie arti, quindi ogni canzone è comunque accompagnata da un immaginario visivo dove ci stanno degli oggetti che poi io nomino all'interno delle canzoni, che sono combinati insieme in quest'arte fotografica che si chiama fotografia surrealista, cioè davvero noi abbiamo fatto le foto agli elementi, alle cose di cui io parlo nel brano. Non lo so se nel brano io nomino la parola maschera e quindi c'è una maschera, una clessidra, eccetera, davvero sono state fatte le foto a questi elementi, poi sono stati combinati insieme e dopo aver creato questo mondo fantastico sono stati animati questi elementi, quindi ogni volta che ascoltate un brano ci sarà comunque un immaginario visivo associato e sono stata aiutata in questo percorso da tanti creativi che si sono messi al servizio della mia visione, sono stati tutti generosissimi, quindi è una cosa molto bella, ecco, una condivisione di intenti da parte di tante persone, no? Ma la cosa più bella è che queste cose adesso le stiamo condividendo con voi ascoltatori che magari siete abituati alle solite canzonette di Radio Italia, che comunque è una delle radio più ascoltate, o avete sentito RTL e la solita programmazione con i 20 pezzi che risuonano ogni giorno alla stessa ora. Questa è la musica che fa differenza, questa è la musica che fa pensare e questa è la possibilità che piccole radio molto diverse come la nostra Radio Libertà vi dà per vivere meglio e per appunto cercare di guardarvi intorno, perché non c'è soltanto questo e quel cantante che vanno pompati perché andranno a Sanremo, e c'è un universo nella musica indipendente troppo spesso sconosciuto, e oggi vi abbiamo presentato l'universo di Alucandra, che trovate dove? Dove possiamo trovare la tua musica? Dove possiamo scaricare i tuoi pezzi? O semplicemente, dicevo, anche su YouTube ci sono le tue canzoni con i video, e immagino che il bello deve ancora arrivare, perché noi abbiamo passato soltanto Fly Away in questo periodo. Sì, allora è molto facile trovarmi perché Alucandra è unica e sola, quindi se scrivete Alucandra trovate la mia musica su tutti i distributori digitali, quindi quello che preferite, da Spotify piuttosto che iTunes, piuttosto che Tidal, Deezer o ancora YouTube,
trovate facilmente la mia musica e potete anche acquistare l'album su Amazon, quindi diciamo è molto facile raggiungermi e vi invito, ecco, come è stato già detto, anche a vedere, se volete, i videoclip, perché anche lì c'è tanto amore, insomma sono stati fatti con una bella narrativa dietro, quindi le cose di cui parlo all'interno delle canzoni poi davvero le trovate raccontate nei video, ecco. Davvero, a Lucandra è tutta un'altra musica. E dove fai base? Dove ti possono venire a trovare, a cercare? Magari stai pensando di fare anche qualche apparizione live, eccetera. Mi farebbe piacere, non sei l'unico che me l'ha chiesto, anche diciamo altre regioni. Io attualmente sono basata a Lecce, quindi mi trovo nel sud Italia, in Puglia, in Salento, e sono originaria della Basilicata, quindi diciamo per i live attualmente mi sposto appunto fra queste due regioni, quindi Puglia e Basilicata, però io spero, ecco, di riuscire a portare il mio mondo in giro per l'Italia. Attualmente non ho ancora date in altre regioni, però se volete venire a ascoltarmi mi trovate facilmente in Puglia. Sabato c'è stato l'ultimo evento, ho riarrangiato in versione orchestrale appunto Fly Away, che è volato a tutti gli effetti in teatro, quindi ho eseguito il brano con la giovane orchestra del Salento al Teatro Stabile Cavallino Bianco di Galatina, con una platea di 1100 persone, quindi diciamo noi qui in zona ci facciamo sentire con i live, cambiamo abito poi alla musica, ci stanno situazioni dove seguo i brani così come li sentite nella versione studio con la strumentale, o anche riarrangiati in versione acustica, quindi con gli strumentisti o ancora con l'orchestra, quindi per ora in Puglia, poi chi lo sa. Tutta da scoprire questa artista a Lucandra, e voi quest'oggi, cari ascoltatori, ci state anche scrivendo per farti i complimenti a Lucandra, e oggi Grazie. avete scoperto veramente qualcosa di nuovo che, ascoltando le solite radio, magari facevate più fatica a conoscere. Grazie davvero di questo bel progetto, e a Lucandra non finisce qui, più che volentieri noi quando escono nuovi singoli te li mandiamo in onda. Grazie mille per l'accoglienza a tutta Radio Libertà, un grande abbraccio e buona musica a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408.
o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125,79 € tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. She used to heal with her lips. See through my mind, honey, she used to say, do you mind if I just behave like a child, innocent and full of life. Ready, go ahead, 'cause I don't care. You make me lose my mind when you play like that. The thrill of the moon, look at us there. You make me lose my mind when you feel yourself. Every lonesome day feels like a hold on life. Stranded here for God's sake, not a soul by my side. Will I end up thinking of you? Been kissed by the sun. I wish I understood. You should have gone for a long run. Ready, go ahead, 'cause I don't care. You make me lose my mind when you play like that. The flare of the moon, look at us there. You make me lose my mind when you feel yourself. Like your hand in the rain, the blood in the race, the ties that bind you start to lift from my face. Had your hand in the rain, the blood in the race, the ties that bind the innocence in the haze. We got lost in the wind, but all I can say is I lost those days. Oh, oh. Baby, go ahead, 'cause I don't care. You make me lose my mind when you play like that. The flare of the moon, look at us there. You make me lose my mind when you free yourself. Baby, go ahead, 'cause I don't care. You make me lose my mind when you play like that. The flare of the moon, look at us there. You make me lose my mind when you free
roba buona. Oggi Sammy Varin vi sforna roba veramente di alta qualità. Lose My Mind. Lui è Nico Can con 2 N, da Milano fino in Inghilterra per diventare cantautore, ispirandosi a Springsteen, Billy Joel, Jackson Brown. Roba buona che trovate facilmente sugli store digitali, ma come dico sempre anche semplicemente su YouTube. È chiaro che queste sono canzoni, sono pezzi che non vengono facilmente trasmessi sulle altre radio, che cercano invece di fare business e quindi ti trasmettono se paghi, ed è per questo che io dico: cercate su YouTube il pezzo e poi lo condividete a vostri parenti o amici dicendo: uè, senti questo pezzo, Fly Away di Alukandra, ascoltato prima, e questa Lose My Mind di Nico Can. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, noi che siamo a Milano, tra poco parleremo dei bikers perché vogliono bloccare il traffico al Comune di Milano per tutti i vecchi motorini e le vecchie moto, che comunque molte sono anche d'epoca. Tra poco ne parliamo, però noi che siamo a Milano non possiamo far finta di niente. Capito? È proprio così. Il centrodestra si è spaccato per approvare la vendita di San Siro a Inter e Milan. Non che non dovesse essere venduto, ma ci mancherebbe altro, ci andava bene, però sinceramente dare una mano così al Comune di Milano, no. E invece andiamo sul Corriere Milano, sul sito elettronico. Approvata la vendita di San Siro a Inter e Milan, c'è il sì del Consiglio Comunale, entrambe le coalizioni escono con le ossa rotte dal voto, scrive il Corriere. In silenzio, Forza Italia esce dall'aula e spacca il centrodestra. Fratelli d'Italia ha detto giustamente: così ci indeboliscono il dietrofront di Fumagalli, le riserve sciolte da Romano. Fatto sta, insomma, che abbiamo fatto un favorone al Comune di Milano e alla Giunta di Milano, quando magari si poteva anche fare qualche cosa d'altro. Il sito del Corriere ne parla approfonditamente, poi lo troverete anche chiaramente sul cartaceo nelle prossime ore. La lunga notte a Palazzo Marino, la maratona di 12 ore mette a dura prova i consiglieri comunali. Verso le 3 di notte è scattata la tagliola, quella che elimina oltre 200 dei 239 emendamenti. C'è chi crolla sul banco, chi nasconde gli sbadigli con il ventaglio. Il voto poco prima delle 4 del mattino. Naturalmente il Corriere poi parla della storia, delle imprese nello stadio. Così la Scala del calcio ha ospitato il derby pure ai mondiali d'Italia 90. Fatto sta, insomma, che è stata approvata la vendita di San Siro a Inter e Milan e naturalmente si rifà tutto da capo. Si poteva fare meglio la cosa? Vediamo cosa scrive Repubblica. Approvata tra le polemiche la vendita a Inter e Milan, Forza Italia decisiva per la maggioranza del sindaco Sala. Si poteva fare meglio? Chiedo io a voi, cari ascoltatori, e certo siete benvenuti se ci scrivete al 340 6709 659, perché effettivamente noi abbiamo un continuo collegamento con voi su qualunque argomentazione. Il sito di Repubblica scrive: il Consiglio del Comune di Milano ha approvato a larga maggioranza un subemendamento tagliola che fa decadere tutti gli emendamenti restanti. Ne sono stati discussi 25 su 239, a proporlo il PD. Per la vice segretaria della Lega e consigliera comunale Silvia Sardone è una vergogna, siete servi del sindaco, ha detto la Sardone rivolgendosi ai consiglieri del centro-sinistra, provocando la reazione nervosa di alcuni di loro. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo questo è il momento più basso di questa amministrazione. Critico anche Alessandro Giungi, dissidente del PD, che ha stigmatizzato la mossa come un segno di mancato rispetto istituzionale reciproco. Siete riusciti a mettermi in imbarazzo, ha aggiunto Giungi annunciando il voto contrario alla tagliola. Fatto sta che Forza Italia invece firolà se n'è uscita
tranquillamente dall'aula, e questo naturalmente non è andato giù agli alleati. Tra poco vi lancio il servizio di Claudio Bernieri sui bikers, incazzati pure loro perché a Milano tra un pochettino non potranno più entrare. Intanto guarda un po' questa vignetta: elezioni nelle Marche, PD e Ricci asfaltati. Si scherza, ma gli animalisti poi si incazzano, e l'auto che corre, che calpesta, ops, un riccio. Assolutamente non bella, non bella. È più bella questa di vignetta: Marche da bollo con Matteo Ricci pestato con i cerotti, no? Marche da bollo. E vabbè, e ci vuole anche lo scherzo. Il centrodestra è risultato vincente, anche se la Lega è un po' bassina di voti, però te l'ho detto, il bello di portare avanti le nostre identità e poterle mettere sul tavolo anche all'interno di una coalizione. Il programma di governo è quello, e si portano avanti le cose anche della Lega. Mi sembra semplice, mi sembra facile. Ci tuffiamo certamente nelle problematiche dei bikers. Proprio l'altro giorno, sotto la pioggia, il cuore dei bikers certamente non si è fermato. Siamo all'8° incontro tra i bikers lombardi contro l'assurdo divieto emanato dal Comune di Milano per fermare moto Euro 0, 1 e 2 tra un anno. Dovevano fermarle adesso, a ottobre. Per fortuna la Lega si è opposta, ha fatto un casino della miseria col centrodestra, e allora hanno deciso di prorogare di un anno questo divieto molto molto discusso. E allora qui mi fermo, vi do appuntamento a domattina alle 7:30 con la rassegna stampa, e do volentieri la linea al reporter indignato Claudio Bernieri. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite. Mauro. Che siamo qua, ci vediamo, dai, siamo belli. Siamo tutti. Bene ragazzi, siamo arrivati, venite un po' più vicini così almeno facciamo un po' più di scena tutti insieme. Bene, siamo arrivati all'8ª edizione della nostra manifestazione divieto, che oggi come vedete piove, purtroppo ci è andata così. Il tempo non è stato dalla nostra parte, però sta piovendo solo qua. Piove, ladri, tutti ladri. Vabbè. E niente, siamo arrivati a una 120 moto, non tantissime per la giornata che è, però va benissimo. E siamo qua ancora a ricordare che il cuore non si ferma.
abbiamo avuto ancora un anno a disposizione per riuscire a fare qualcosa per bloccare questa legge assurda, quindi ragazzi continuate a supportarci e cercate di non farvi menate con le solite propagande e i politici di qua e di là. Dobbiamo andare avanti, noi come motociclisti. Se poi qualche politico ci appoggia, ben venga. Quindi no, io sono di sinistra, non vengo più, no, sono di destra, non vengo più. Perché comunque il problema è tuo che non puoi più andare in giro in moto. Quelli di destra e di sinistra non è che gli interessa più di tanto. Quindi, ragazzi, ci vediamo comunque il prossimo giro. Adesso passo la parola a Mauro che vi leggerà un po' di risultati raggiunti e cercheremo di andare avanti. Il cuore non si ferma. Silvia è una che va in moto comunque, Silvia Sardone. Lei ci va in moto, eh? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie per essere ancora qui con noi, nonostante la pioggia, a difendere la libera circolazione delle moto. Come sapete abbiamo ottenuto una seconda proroga di un altro anno per poter circolare fino al 1° ottobre 2026. Vuol dire che abbiamo altri 12 mesi per poter arrivare a far togliere definitivamente questo divieto. E quindi grazie oggi per essere qua a contribuire a questa cosa. Questo risultato nasce senza dubbio dalle manifestazioni come questa che hanno destato interesse tra i cittadini di tutta Italia. Come sapete non è solo Milano che fa questa manifestazione, ma ormai si è diffusa in tutto il territorio nazionale. Abbiamo però capito che questo non bastava. Un provvedimento politico può essere tolto solo da chi lo ha deciso o attraverso i consiglieri contrari al provvedimento stesso. Qui abbiamo una ottima delegazione di questo. E quindi siamo andati a bussare all'inizio alle porte dei vari personaggi della giunta attuale di sinistra, capitanata da Sala, ma senza mai avere nessuna risposta. Divieto il cuore non si ferma, l'ha già detto Lorenzo, questo deve essere molto chiaro, continua a essere un'iniziativa apolitica. Abbiamo vinto 2 battaglie con 2 proroghe, ma vogliamo vincere la guerra. Siamo aperti a chiunque voglia allearsi con noi e fornirci strumenti politici o giuridici per vincerla. Se qualcuno di voi conosce il Papa potete invitarlo, perché siamo contenti di averlo anche lui qua con noi. Sarebbe interessante. Va comunque detto che un buon supporto nei consigli comunali è arrivato dal centrodestra, con tanti interventi a nostro favore. Abbiamo in corso il referendum cittadino, quello promosso da Fratelli d'Italia, per far revocare il provvedimento. Il Comune oggi ha bloccato, se andate sul sito non potete votare, perché il Comune ha bloccato la raccolta firma online e stanno conteggiando quelle cartacee che abbiamo raccolto. Sta procedura non la capiamo, comunque vabbè, tant'è. Quindi aspettiamo che il collegio si riunisca per conteggiare circa 5.000 firme che abbiamo ottenuto solo dai cittadini milanesi e quindi andiamo avanti anche in quella direzione lì. Silvia Sardone, qua presente, ha presentato una mozione in Europa, all'Europarlamento, che purtroppo non è passata per i voti contrari del centro-sinistra. Alberto Di Ruba, che oggi doveva essere presente, della Lega Lombarda, sempre, che è il responsabile, aiutami Greta, il responsabile automotive nazionale, con lui stiamo lavorando per cercare di costruire, di progettare insomma una legge regionale che possa, tra virgolette, impedire ai sindaci di agire in totale autonomia quando un provvedimento coinvolge non solo il comune stesso, ma altre realtà nei dintorni. L'esempio può essere proprio il nostro, cioè bloccare l'ingresso delle moto a Milano vuol dire mettere in crisi tutti i pendolari, le persone che abitano anche in tutta la regione e fuori dalla nostra regione. Quindi questo è un lavoro che stiamo portando avanti grazie al supporto tecnico che ci sta dando la Lega, e nelle prossime manifestazioni o comunque sulle nostre pagine troverete notizie man mano che riusciamo ad andare avanti con questo progetto di proposta di legge. Ok, io direi sempre che il cuore non si ferma, quindi questo lo sapete già. Un'ultima cosa che vorrei dirvi è che oggi c'è una bellissima iniziativa promossa sempre dalla Regione Lombardia presso Motosplash in via Gardone, mi sembra, a favore dei bambini autistici. Quindi se avete voglia, finito qua, di andare in via Gardone, c'è questa manifestazione di motociclisti a favore dei bambini autistici. Quindi io termino qua, il cuore non si ferma! E lascio la parola ai nostri amici. Abbiamo fatto poi l'incontro successivo in regione con Mauro, i vostri rappresentanti e l'assessore all'ambiente, che è stato di parola perché ha convocato il Comune di Milano e quindi ha aperto di fatto un tavolo. Il risultato, io non so se è stato un piccolo tassello, però il risultato è che poi il 12 settembre, quando è arrivata la notizia del rinvio di un anno, abbiamo goduto tantissimo. Quindi io penso che, come diceva Mauro, ognuno se fa un pezzettino
la battaglia riusciamo a portarla a casa. Abbiamo portato a casa un piccolo passaggio, il rinvio è già un grande successo, però ragazzi c'è anche da lavorare a livello normativo, spero anche a livello nazionale. Qualcosa è stato fatto anche con il decreto col Ministro delle Infrastrutture su altri problemi che avevano i colleghi dei diesel 05, quella è un'altra menata di altre persone che hanno difficoltà a venire a lavorare e vivere a Milano, e quindi tutti insieme possiamo fare qualcosa. Io sono contenta e da quello che posso fare io da questo palazzo non molliamo assolutamente. Grazie Silvia. È vero, non è una battaglia di destra, di sinistra, quindi invitiamo anzi le forze anche oggi in maggioranza a Palazzo Marino, quindi quelli di centrosinistra, a venire a partecipare, a parlare con voi, dato che, ricordo sommessamente, stiamo ancora aspettando la commissione nella quale avrebbero dovuto ascoltare le diverse istanze che dovevamo portare in Consiglio Comunale. Detto questo, noi gli atti li stiamo facendo, la proroga di un anno non è ovviamente sufficiente, perché noi contestiamo il principio. Noi contestiamo che una moto possa inquinare al pari di un'automobile. Anzi, poi io contesto in generale che possa anche inquinare l'automobile in sé, perché dipende ovviamente dai chilometri che fa, e poi noi viviamo in un contesto della pianura padana dove per raggiungere i livelli di emissioni richiesti all'Europa dovremmo chiudere tutte le aziende, chiudere tutti gli allevamenti, vivere non si capisce come, e quindi è chiaro che sia inaccettabile. Non ho mai creduto a una decrescita felice, figurate se la voglio nella mia città, a Milano. Chiuso. Io vi ringrazio, saremo ancora al vostro fianco, non solo per la raccolta firme, di chi la promossa, vedo il mio collega Marcora, ma c'è... No, sicuramente l'indotto è importante, vedo anche delle spille contro la ZTL che è stata attivata pochi giorni fa in centro. Io sono stata lì a fare un video per 5 minuti, sono passate una trentina di macchine, calcolate che ognuna di queste sono 85 euro entrata e uscita, quindi quello che sta incassando il comune. È chiaro ed evidente che la volontà non è quella di migliorare la qualità dell'aria, ma quella di fare cassa, e noi non ci facciamo prendere per il culo. Sì, volevo ringraziare anche Enrico Marcora, che è un grande combattente all'interno del Consiglio Comunale, perché è sempre molto impegnato nel contestare le scelte che sta facendo questa giunta in mille direzioni. Vuoi dire qualcosa, Enrico? Vuoi salutare? Grazie. Allora, io innanzitutto devo ringraziare Mauro Lori, che stanno portando avanti questa battaglia di buon senso, perché non è che ci sia niente di particolare. E allora oggi ho una proposta. Silvia, lo dico a te che sei in Consiglio Comunale, Silvia Sardone. Allora, vogliamo candidare per l'Ambrogino questo gruppo di persone che stanno facendo questa iniziativa? Ecco. Allora, quello che dobbiamo fare è metterci in capire l'entità e chiediamo la civica benevolenza dell'Ambrogino a questo gruppo. Dobbiamo capire esattamente quale. Ogni volta che ne propongo uno io me lo bocciano. No, allora lo propongo io. Cioè facciamo in modo che questa manifestazione di buon senso, fatte da persone per bene, che vogliono fare un qualche cosa di bene per la città, perché attenzione, far e bloccare 800.000 pendolari che arrivano e 100.000 moto che entrano ogni giorno e escono dalla città è un male per la città. Ci deve essere la libera circolazione delle moto all'interno della città di Milano, perché vuol dire in qualche modo aiutare la diminuzione del traffico. E poi bisogna fare in modo che il cuore non si fermi, vada avanti questa grande passione senza tante vessazioni da parte di questa amministrazione. Quindi noi continuiamo questa battaglia, dobbiamo non pensare alla proroga, ma che venga tolto definitivamente questo divieto, e dobbiamo fare in modo di ringraziare questa attività democratica che voi avete portato avanti per il bene della città. Grazie. Grazie. Ragazzi, grazie di tutto anche oggi, e il cuore non si ferma soprattutto, ma ci vedremo più avanti. Adesso vediamo come vanno le storie e non ci fermiamo, organizzeremo delle altre manifestazioni, speriamo
che ci segua un po' più di gente, anche se c'è 2 gocce d'acqua. Ciao a tutti ragazzi. Scusate, abbiamo qui anche Roberto che è il sindaco di Sesto San Giovanni, città metropolitana. Sì, grazie a voi. Beh, ci tenevo a esserci a sostegno da parte di tutta la città metropolitana, perché comunque nonostante si tratta di un blocco voluto ideologicamente dal Comune di Milano, città metropolitana e tutti i sindaci di buon senso subiscono anche gli effetti di queste sporcacciate qua, perché con l'area B, con l'area C, con tutti questi blocchi il sindaco Sala sta tentando di far passare noi comuni dell'Interland come se fossimo l'autorimessa di Milano, e noi non ci stiamo perché ci sono tantissimi residenti, tantissimi pendolari che utilizzano la moto per entrare a Milano, accompagnare i figli a scuola, andare a lavorare, ed è un problema che non crea inquinamento, perché l'inquinamento è creato in altro modo, sicuramente non sono le moto, e noi non ci pieghiamo a questa ideologia di dover entrare e andare in giro con le biciclette e il monopattino. Quindi assolutamente una battaglia di buon senso che ci vede al vostro fianco e che non è solo del Comune di Milano, ma la stiamo allargando anche a tutta la città metropolitana. Continuiamo così, grazie. La vita incide sul cuore con cenere e con fuoco, e lei resta più vera di ieri. Avete ascoltato Potere